dirlo al prefetto che ha ragione, che non c'è nessun accordo. Questa è propaganda elettorale, santo cielo. Sono parole vuote. Noi siamo già in strada, volete capirla o no? No, non c'è nessuno della regione che è venuto a dire al prefetto no, noi contestiamo il fatto dell'accordo. Chi è che è venuto? Dove sta per contestare? Dov'è contestare? Ma con quale atto? Allora deve dire, lei sta dicendo che lo deve denunciare allora. Santo cielo. Sono parole vuote queste. L'unica regione d'Italia a non affrontare ragazzi, ha lanciato l'esecutivo. Non adottiamo questa linea, non vogliamo saperne. No, va preso una soluzione a livello governativo, signori. Governativo, siete voi governatori e ci lasciate da soli. Noi sindaci siamo da soli. Sì, no. Sindaco di Bagnoli. Sono sindaco di Bagnoli, ci siamo lasciati soli. Anzi ci dicono armatevi e partite, ci dicono armatevi e partite. Sono stanco di sentirmi dire armatevi e partite, perché io sono solo a contrastare chi? Il prefetto che mi dice questa è la carta, questo è l'accordo, come dirà il sindaco di Teolo. Questo è un problema di tutta la regione Veneto. La regione Veneto non può dire al sindaco di Bagnoli sì hai ragione, prenditi il coltello e affronta il prefetto. Ma che cosa stiamo dicendo, assessore? Che cosa stiamo dicendo? Sono parole vuote. Venite a dimostrare che non avete d'accordo. Venite, perché il ministero, chi è il collegamento col ministero? Il sindaco di Bagnoli o la regione Veneto? E allora ragazzi, scusate. Oggi deve fare un mappa regionale. No, aspetta un attimo, fermi tutti, calmi, perché poi alle parole seguono ragionamenti che non sono ben ponderati. La questione è